Rieccoci, primus inter pares, maratona questa sera, c'è la prima parte politica, regionale, nella seconda avremo ospite il sindaco di Padova. Ho il sorriso perché durante la pubblicità c'è stata qualche battuta ovviamente e quindi mi è venuto da sorridere, piacevole battuta tra gli ospiti. Ero Soranzo, dove intervenire prima della pubblicità? Grazie Dottore. No, diciamo che durante la pausa è anche un po' come dire, anticipato l'intervento. La riflessione che va aggiunta a questo referendum è anche questa ed è tra la gente e nella riflessione delle persone, ma c'è un fondo di verità. È vero, i parlamentari probabilmente voteranno no, gli stessi che l'hanno proposto voteranno no, perché il 36% non avrà più la possibilità di ritornare in Parlamento di quelli che ci sono. Chi ha detto sì voterà no dopo di nascosto. Giusto, ma c'è un altro però elemento che abbiamo, che Giorgia Meloni, la leader, la nostra Presidente, insomma Giorgia, che conosco bene, ha messo in evidenza, ma perché è coerente, perché è onesta, perché è diretta, è vera. È inutile che ci nascondiamo. Il cambiamento del Partito Democratico, adesso non vorrei che qualcuno si allarmasse, ma Zingaretti che fa un cambio di marcia e dice noi siamo per il sì. È evidente che c'è di fondo un retropensiero di tanti che dice considerato che se dovesse passare il sì, che questo provvedimento avrebbe e sarebbe vigente dalla prossima legislatura, è possibile che tutti quei parlamentari, se dovesse passare il sì, si incolleranno a questa sedia, di qualsiasi sia il colore, a qualsiasi costo. Il collega Vincenzo Cotaro diceva è pronta la nomina per Renzi come ministro, ma certo, perché se dovesse passare il sì, questo governo è sicuro, o meglio questo Parlamento è sicuro che arriverà a fine legislatura. No, se passa ora no, il tema è, se passa il no, scusa, se passa il sì rimangono lì inchiodati, perché nessuno sanno che il 36% di coloro, compreso il Movimento 5 Stelle, non tornerà in Parlamento perché ci sarà il 36% di posti in meno, e sanno a loro volta che rispetto a quando sono stati eletti, che hanno preso il 20-30, non mi ricordo più quando è stato il consenso, non c'è più. Quindi tutti quei parlamentari, compresi quelli del Movimento 5 Stelle, sanno che la probabilità di ritornare in Parlamento... Lasciami finire perché sennò ti ho lasciato parlare. Sì, scusami. Se no non finisco il ragionamento. Quindi è un ragionamento dei cittadini fuori luogo, no, è una verità sottostante che magari tutti stiamo pensando, perché arriva in un momento particolare e che ci starebbe benissimo una manovra del centro-sinistra per rinforzare il governo che passasse sì affinché i parlamentari stanno ben saldi fino alla fine legislatura. E questa è una riflessione che i cittadini stanno facendo, è giusto dirlo, e allora ci starebbe anche una norma del potete intervenire, riportate che non paratevi sopra perché da casa non capiscono nulla. Due parole potete veloci. intervenire, io vi do i tempi e cerco di rispettarli per tutti uguali, e quindi devo bloccare qualcuno maleducatamente se esagera nel tempo. Due parole veloci. Allora, a prescindere dall'esito del referendum di domenica e lunedì, non c'è motivo per cui il governo debba anticipare le elezioni. Il governo ha appena portato a casa 209 miliardi e deve programmare tutta una serie di riforme, e non vedo il motivo perché, solo perché lo dice l'opposizione, noi dobbiamo andare a casa. Uno. Due. È vero che il taglio dei parlamentari così com'è non facilita forse i lavori parlamentari, però guardate una cosa, facciamo un po', riavvolgiamo il nastro e vediamo chi aveva proposto negli ultimi 15 anni dei cambi costituzionali. Nel 2006 Berlusconi, bocciato in tronco. Nel 2016 Renzi, bocciato in tronco. Perché sono stati bocciati questi referendum costituzionali? Perché mettevano una quantità abnorme di revoche di decreti che il cittadino italiano non capiva cosa stava succedendo. Non mi puoi togliere dalla Costituzione, che io ammiro, che è una delle migliori al mondo, revocare 100 articoli di Costituzione. L'italiano ha bisogno di capire, articolo per articolo, che cosa si vuole fare e dove bisogna andare. La riduzione del numero dei parlamentari, attenzione, prelude, innesca una serie di azioni che devono riformare, ma non mi puoi cambiare con 100 articoli la Carta Costituzionale, perché è già stata bocciata dagli italiani, va fatto un passetto alla volta. Rispondo nel merito su una questione: si cerca di far passare il voto sul sì del Partito Democratico come una scelta
scelta per cercare di tenere in piedi il governo. Da persona che vota no, visto che sono solo entrato di recente nel Partito Democratico, difendo comunque la posizione del mio partito da un certo punto di vista, perché è coerente con quello che ha sempre detto. Il Partito Democratico ci ha provato a fare una riforma organica che superasse il bicameralismo paritario. Ha fallito, la riforma Renzi non è passata e dunque l'unica strategia per fare una riforma costituzionale che migliori, questa è l'analisi all'interno del Partito Democratico, l'assetto istituzionale sono riforme particolarmente piccole e che magari diano al numero complessivo delle due Camere che rimangono in un bicameralismo paritario lo stesso numero di una Camera alta, quindi 600 deputati sono più o meno quelli che ci sono in una Camera alta all'interno di un paese federale, 600 tra deputati e senatori sono quelli che noi dobbiamo avere tra un bicameralismo perfetto. Questo è il ragionamento e la posizione che ha avuto il Partito Democratico ed è coerente con il ragionamento che ho sempre fatto. Io personalmente non sono d'accordo con questo ragionamento, ma è una posizione mia personale. Sua personale, però se Zingaretti come strategia del partito dice votiamo sì a questo referendum, lei vota no, dunque non fa parte di quel partito oppure è indipendente, fa parte delle sardine? Mi spieghi un attimino perché non riesco a capire. Credo che perché di solito quando uno fa parte di un partito e vuole seguire quella strada di quel partito dovrebbe seguire anche le indicazioni di quel partito. Le riforme costituzionali se lei invece vuole andare da un'altra parte, allora non fa parte di quel partito o no? Sì, è un ragionamento che ha il suo fondamento, però sulle riforme costituzionali è giusto lasciare libertà di coscienza, l'ha detto anche la decisione che abbiamo preso. Ma non l'ha fatto il suo segretario? No, beh, la direzione del Partito Democratico si è espressa per il sì, lasciando libertà di coscienza ai militanti e agli iscritti. No, mi sembra che Renzi abbia detto, Italia Viva abbia detto vi lascio libertà di voto per quanto riguarda il referendum. No, ma l'abbiamo lasciato anche noi, se lei legge il testo della delibera della direzione nazionale non è un sì granitico. È un sì perché è coerente. Ci sono i sì granitici, i sì morbidi. La posizione del partito. No, ma poi sai, ma poi posso dirti, Giorgio. Guardate che la pluralità all'interno di un partito di opinioni per noi è un valore. No, però il ragionamento che fa ha delle fondamenta, però io molto semplifico, se lei fa parte del PD deve seguire le indicazioni del partito, questo è il mio. Se il leader del partito di cui lei ne fa parte, di cui lei ne è iscritto, le dice guarda per questa referendum il nostro organismo ha deciso di votare sì, si vota sì. Se lei dice no, io voto no, non fa parte di quel partito, mi scusi, mi sembra è troppo comodo fare il ragionamento che sta facendo lei, che è un bel ragionamento, però a livelli di unità di intenti diventa come Renzi che va da un'altra parte, Calenda che va da un'altra parte e il PD si frammenta in 10 parti. Il ragionamento... No, noi non ci frammentiamo su una cosa però questo è il ragionamento, se ognuno per un piccolo provvedimento dice, di legge elettorale, se per un che è la piccolo cosa più importante. Sì, giusto, però se un piccolo provvedimento uno dice sono libero di fare quello che voglio, più o meno, però è libero di farlo, ci mancherebbe altro democraticamente. Gottardo ha chiesto la parola e poi Alain. Sono talmente convinto che il primo danno che può fare questa riforma con la riduzione dei parlamentari sia ridurre la rappresentanza nel Parlamento. Pensate per esempio, si sta dicendo adesso di andare da 900 a 600, vuol dire che su quei 600 si forma un'elite di parlamentari che per esempio va a eleggere il Presidente della Repubblica. Quello è un problema enorme, per esempio. Ma non è che siano pochi oltre 600. Insomma, volete dirmi... Gli altri paesi ne hanno 300. Con la riforma, con questa riforma qua... Il prossimo Presidente della Repubblica non lo vota perché parte dalla prossima legislatura. Guardiamo avanti. Sono pochi oltre, sono esattamente... Abbiamo un altro Presidente, mandato il Presidente. No, se riducono. 600, 4 e 2. E saremo 642? No, 400 alla Camera e 200 al Senato. Però Dobbiamo aggiungere anche i Presidenti delle Regioni. Più i senatori a vita. Però cosa succede, Giorgio? E saremo il paese che ha meno Finisce un po' rappresentanza dopo, dei parlamentari. Saremo il Poi paese coda che lei, ha vorrei meno dire una rappresentanza Guardi, direttore, parlamentare. posso? Allora, Tocca a lei. E se ha finito Gottardo, No, ci tenevo a dire che il risultato sarà quello che saremo il paese con meno parlamentari, perché poi alla fine adesso ne abbiamo di più, ma dopo arriveremo ad essere quelli con meno parlamentari. In realtà la Spagna nemmeno di noi. No, sarebbe bello, però, sarebbe bello che una volta ogni tanto, io dico scherzosamente, però fossimo i primi per certe cose.
Sì, diceva adesso il collega Ben, cioè è vero che saremo il paese che ne hanno meno in Europa, probabilmente la Spagna avrà qualcuno in meno, ma ribadisco che anche la Spagna ha delle grandissime autonomie regionali. Cioè è questo il passaggio, la grande differenza per l'Italia. Cioè l'Italia ad oggi non ha l'autonomia, voi sapete quanto noi ci battiamo per l'autonomia da sempre. Quindi il passaggio a ridurre fortemente i numeri parlamentari deve arrivare dopo una certa riforma dello Stato nel suo insieme. Diceva prima Borile, ma abbiamo altri enti che legiferano. Le autonomie, oggi le regioni legiferano su pochissimo, hanno pochissime funzione competenze. legislativa. Cioè, sì, però legislativa su alcune materie di partito che operano nei territori allora, con i quali il cittadino la Germania ne ha meno perché relazionarsi. tutte le regioni Qual è il sono uno problema? Stato con una composizione federale, per cui lo Stato centrale si occupa di pochissime materie. Cioè è invertito l'onere, qui invece noi vogliamo continuare a tenere un sistema ancora napoleonico, no? Di gestione del territorio con i prefetti eccetera e pensiamo di poter ridurre il numero di rappresentanti a livello governativo. No, bisognava rovesciare, prima ci attrezziamo e diventiamo un paese moderno con le autonomie, tutte le regioni con la loro autonomia, quindi con maggiori competenze e con possibilità di legiferare. Quindi lo Stato si occupa di cose di politica estera, di accordi internazionali, ma è limitato a questo. Solo dopo potevamo fare un ragionamento di questo tipo, perché sennò in regione veramente... noi abbiamo 50 consiglieri con funzione legislativa. Ma limitatissima. Adesso dov'è che limitiamo la rappresentanza se togli via un senatore e 2 deputati che ne abbiamo già 50 che operano, più gli europarlamentari che hanno funzione legislativa? Cioè ragazzi, ma non è anche perché il consigliere regionale, diciamo, visto che adesso fra 3 giorni 4 si vota, ecco, è rappresentante di un partito che molto spesso siede anche al governo. Non ditemi che un cittadino che ha bisogno di portare la sua istanza non possa rivolgersi a un consigliere regionale. Quindi il problema non è il gap che c'è, attenzione, tra il cittadino e il rappresentante del partito, perché il rappresentante del partito opera sul territorio ovunque, ne abbiamo 50 in Veneto, 9 nella provincia di Padova. Questo dico, e il fatto di ridurre da 900 a 600 non limita la funzione legislativa, ragazzi, non limita, perché ricordiamo che come è strutturato adesso, le 2 Camere fanno la stessa identica cosa. Certo che non la limita, uno la propone, un altro valuta e dopo ritorna nella Camera. Va snellito, ma iniziamo a snellire tutto il processo, non è che si inceppa il meccanismo legislativo da 900 a 600. Con 600 persone riusciamo lo stesso a legiferare. È evidente, scusi direttore, se noi diciamo alla gente aboliamo il Parlamento, la maggioranza vota sì, perché purtroppo c'è questo accrede nei confronti della politica talmente elevato che è così, insomma, quindi sappiamo com'è. Quindi è importante che la gente capisca bene quando va a votare per il sì o per il no, scegliendo liberamente. Ma quello che diceva Borile, giusto, scusa, adesso dei 5 Stelle sulla questione che dal punto di vista legislativo ha detto che si snellisce il... No, sto dicendo che non compromette l'attività legislativa la riduzione dei parlamentari da 900 a 600. È vero, non cambia nulla. Non cambia nulla. Cioè, siccome il tuo capo diceva invece che snellisce le attività, questo non è vero. Prelude, innesca un meccanismo di snellimento. Tutti i regolamenti sono gli stessi, ma non solo, crea un problema enorme al Senato, perché solo con 200 senatori non riusciranno a fare le commissioni. Anche se 14 membri perché su 27 il adesso. tempo parliamo tutta la trasmissione esclusivamente a referendum. Però vi faccio una domanda e vi faccio una domanda che è abbastanza anche banale come domanda. In Regione, per ritornare nel nostro territorio, con molta probabilità, con quasi certezza, diciamo per la prima volta possiamo dire che i sondaggi sono abbastanza chiari, vincerà di nuovo Luca Zaia come Presidente della Regione Veneto. Questo lo vedremo. Molto brevemente, il Movimento 5 Stelle, quanti consiglieri avrà in Regione secondo lei, Borile? Ma io me lo auguro di avere una minima rappresentanza per fare un'opposizione. No, mi dica quanti. Ma onestamente noi puntiamo a 3-4 consiglieri. Italia Viva quanti ne potrà avere? Speriamo di portarne 2-3. La domanda mia è una domanda che è banale. Se il Presidente della Regione decide una cosa in Regione e avrà la maggioranza assoluta in Regione come consigliere, l'opposizione cosa potrà fare per convincere a non farla? Oppure a fare qualche indicazione vostra, perché io dico, se
mettiamo, quanti sono i consiglieri di opposizione? Mi dica il numero esatto. Beh, dipende, però sono circa 20. Circa 20. Sono 20, vanno lì per scaldare la sedia? No, mi lasci finire il concetto. Scusa. Oppure vanno lì perché hanno potere anche di convincere il Presidente a prendere delle decisioni che voi proponete? Perché mi domando, anche in questa situazione va il peso del ragionamento del referendum. Allora, scusami Antonio, posso rispondere e poi rispondere? Allora, Se siete rapidi tutti, insomma. Sì. è la stessa cosa in Parlamento. Allora, i lavori in Regione si preparano attraverso le discussioni in Commissione, dove viene confezionato, diciamo così, l'intervento che si vuole fare e portarlo ad approvazione del Consiglio regionale. Chiaro che la maggioranza ha sicuramente le proposte che vengono discusse in Commissione. In Commissione, che non sono 27-28 membri nelle nostre commissioni, ma sono commissioni di 10-12 membri, in cui sono composte maggioranza e opposizione. Certo. L'opposizione in quella sede può presentare emendamenti, Ma viene può accolta, suggerire delle modifiche. Borile, Dipende dalla bontà dell'emendamento. E dipende anche dalla volontà di chi governa la regione. Certo, ma io sono perché se anche lei mi fa delle convinto, proposte Borile, anche valide, e eccola. il Presidente dice, beh, non me ne frega nulla delle proposte perché io vado avanti per la mia strada. Ma non penso, guardi, io penso che ci sia, guardi, nel momento in cui ci sia da parte nostra un'opposizione anche costruttiva, propositiva, che possa in un qualche modo anche ampliare, ragionare un discorso, non vedo ci sia posizione di ostilità. La questione, lo dico anche per esperienza vissuta, la stragrande maggioranza delle leggi, sia alla Camera che anche in Regione, passano all'unanimità, il 99%. Quindi quando c'è un'idea buona comunque si porta avanti. Faccio l'esempio mio perché ho fatto il consigliere regionale, io sono stato il promotore primo firmatario per esempio di una legge che regolamenta la prevenzione, diagnosi e cura del diabete in Regione Veneto. Sono più di 300.000 ammalati di diabete, quella legge è stata votata all'unanimità, è stata fatta con la concordia di tutti e garantisce finalmente a tutti i pazienti diabetici di questa regione unanimità di cure dovunque quindi si lei abita. Mi dice, Pipitone, che quando c'è un'idea valida viene accolta da tutti. Si lavora e ci si ragiona insieme. Voleva intervenire qualcuno su questo ragionamento, molto Pietro? rapidamente posso. Le tolgo il telefonino, lo tolgo il telefonino. Sono offline, quindi non c'è problema. L'ho inquadrata 2 volte col telefonino. Non c'è problema. Molto rapidamente io auspico che la sensibilità istituzionale di chiunque sia al governo, a qualunque livello per l'appunto istituzionale, che sia regionale, nazionale, sia tale da prendere sempre in considerazione i suggerimenti o anche le critiche ben costruite da parte delle opposizioni. Uno strumento in realtà moderno delle attuali moderne democrazie occidentali per garantirlo di più c'è in Inghilterra, c'è in Francia, se non sbaglio c'è anche in Spagna, tutte democrazie con un impianto più federale del nostro, ed è lo Statuto delle opposizioni, che era previsto dalla riforma Renzi-Boschi, che purtroppo non è passato, e cioè all'interno del regolamento delle Camere prevedere dei diritti delle opposizioni su cui che non sono invalicabili e dargli degli spazi definiti con cui intervenire. Sul ruolo delle opposizioni e sull'importanza che ci sia opposizione in un governo, in questo caso della Regione, ma anche nel governo dello Stato non c'è il minimo dubbio. Sulla quantità numerica e sul peso delle opposizioni, poi qua sta anche la bravura di chi rappresenta le opposizioni, ma insomma io penso che non ci sia problema, penso che su questo il governatore Zaia non ha mai dimostrato indifferenza o chiusura. No, ho collegato Gottardo questo ragionamento per il referendum, per questo l'ho collegato, per far capire l'importanza delle opposizioni o per paragonare in un'azienda anche del sindacato che c'è all'interno dell'azienda che deve collaborare con il titolare dell'azienda stessa. Enoch. No, mi sembra qualcosa di incredibile, nel senso che sarebbe un guaio, come così dire, che quando un sindaco vince diventa il sindaco di alcuni e non di tutti. E il presidente, in questo caso di Zaia, dovesse vincere, diventa il presidente di alcuni veneti e non di tutti i veneti. È qualcosa di incredibile, non potrà mai essere così, sarebbe un guaio per la democrazia, un guaio per le comunità. È un'istituzione, non è un apparato del partito, è un'istituzione, le istituzioni sono dei cittadini in un organigramma dello Stato che lo Stato ha come popolo il sovrano.
Aggiungo anche che quello che diceva il collega Borile, ancora prima di arrivare in consiglio, in commissione regionale, passa per l'osservatorio regionale, per la commissione enti locali, dove dentro ci sono i rappresentanti delle province del Veneto come ero io, i rappresentanti delle comunità montane. Quindi è giusto. Quindi Alain? sarebbe davvero difficile. In realtà i colleghi hanno detto tutto, nel senso che l'opposizione io per esempio la sto facendo in comune a Padova, insomma non è stato impossibile alcune cose di buonsenso riuscire a farle approvare anche dalla maggioranza. Di solito sulle amministrative è un po' più difficile perché è amministrazione pura proprio, per cui parliamo di asfaltare strade, marciapiedi, per cui diventa un po' più, si riesce a fare poca proposta, diciamo, non è che legiferiamo in comune, tanto per capirci, quindi comunque si tratta di fare proposte amministrative e ovviamente un'amministrazione di maggioranza si detta una linea, un programma ben preciso e quindi va più o meno per la sua strada, però quando ci sono delle proposte buone, insomma, tendenzialmente la maggioranza nel ruolo poi del sindaco c'è un certo dialogo, un certo ascolto. E quando entra l'ideologia all'interno delle amministrazioni che si creano i problemi, si creano le distanze con i cittadini e con i bisogni ufficiali. Per tornare un attimo sul discorso del referendum, guardate che molte segreterie hanno dato delle indicazioni, ma l'indicazione più bella è che la nostra democrazia di questo paese sta cominciando a maturare, perché al di là delle posizioni dei partiti, nel senso che ogni qualvolta che il popolo è chiamato a votare ed esprimersi, soprattutto sulla Costituzione, è una maturazione della nostra democrazia. Pensate per esempio, ha fatto riferimento Ben prima a quello che c'è appunto nel Regno Unito, in Francia. L'Italia purtroppo ci ha provato, non c'è riuscita perché lì sono state messe dentro troppe cose e l'inizio è perso perché la gente non ci ha capito più niente. Però, voglio dire, nel Regno Unito hanno consentito, nel Regno Unito hanno approvato una legge che consentisse agli scozzesi di rendersi o meno indipendenti. Guardate quanto sono molto più evoluti. Qui in Italia sarebbe oggi impossibile, se la Sardegna volesse chiedere un referendum per l'indipendenza, gli direbbero assolutamente no, mai, per dire quanto è evoluto, quanto è evoluta, voglio dire. No, l'evoluzione è comunque dare sempre al popolo la possibilità di esprimersi. Che tu possa essere d'accordo o meno con la richiesta, il popolo è sovrano, perché sennò troppo spesso ci troviamo degli organismi statali che vanno in autotutela. Facciamo votare i cittadini di Selvazzano e Selvazzano diventa Repubblica Autonoma, per esempio. Che bello. Discorsi sono? Fai la proposta. Perché proprio Selvazzano? No, per fatalità, no, ci sono anch'io, va bene, tra poco Siamo a livello di Selvazzano.